La CNA in campo sulla questione dei balneari, un impegno diciamo che sta durando, ma con quali prospettive e se ci sarà una soluzione a questo problema? Proprio oggi abbiamo convocato come CNA delle conferenze stampa in concomitanza in tutta la Sicilia, ma anche nel resto d'Italia, perché siamo in attesa del pronunciamento da parte della Corte di Giustizia europea, che dovrà appunto esprimersi su alcuni punti che hanno rilevato il TAR di Lecce per quanto riguarda appunto la Bolkestein, che è la direttiva europea che impone che le concessioni vadano affidate con evidenza pubblica. Ma noi diciamo che questo non si debba applicare, perché non per partito preso, ma perché siamo convinti e siamo nelle condizioni di dimostrare che la costa, che questa risorsa è una risorsa disponibile, quindi non è limitata, per cui perché sottrarre gli stabilimenti alle imprese già operanti e per affidarle a colossi che poi verranno qui a sottrarre occupazione e gestione imprenditoriale alle nostre aziende. Quindi diciamo che debba esserci una proroga fino a che non si trovi la soluzione con la mappatura. Ecco, questo è un passaggio fondamentale che è anche contenuto nel decreto mille proroghe, che appunto mille proroghe che slittava di un anno la scadenza del 2023 previsto dalla legge sulla concorrenza del governo Draghi al 2024 approvato dal governo Meloni. Però poi c'è stato un provvedimento, un pronunciamento da parte del Consiglio di Stato che ha stoppato la proroga per quanto riguarda gli affidamenti degli stabilimenti, degli spazi demaniali senza gara pubblica. Ecco, tutto questo sta mettendo in seria difficoltà e in tribolazione quelli che sono i nostri operatori, perché non hanno certezze, hanno fatto investimenti e quindi non sono nelle condizioni di poter andare avanti nella consapevolezza che è un lavoro che portano avanti anche con le loro famiglie. Qui si metterebbe a rischio un tessuto socio-economico e, come ha detto la stessa Meloni in campagna elettorale, si darebbe un colpo mortale a questo segmento produttivo. Il parere di un operatore del settore, ecco, fattivamente quali sono le problematiche che affronterete nel corso della prossima stagione estiva ormai alle porte? A parte fare conti con l'incertezza, io personalmente posso esprimere per la realtà che ho costituito nel 2018, abbiamo delle gravi difficoltà a far fronte ormai anche agli investimenti purtroppo fatti, e quindi ci sono degli ammortamenti che ancora non sono stati colmati.